Ciao gentile pubblico, prima di mettere via la spesa volevo raccontare questo aneddoto, spero di renderlo veloce, in quanto secondo me è molto importante. Allora, io sono andato a fare la spesa e provo a immaginare la scena. Era pieno di gente, tutti con questi borsoni, ok? E c'era la raccolta di questo banco alimentare, guarda, a parte il QR, ma suoi anche tu in qualche modo aiutare. E praticamente c'ero solo io e un'altra ragazza, diciamo, che aveva preso questa borsetta per dargli i generi alimentari. Insomma, come fai a dire di no? Cioè, il cibo, come fai a dire di no? A chi ha bisogno di cibo? Cioè, per me è follia pura. E di questo ne parla anche il buon Galimberti nel libro I 7 vizi capitali e i nuovi vizi. Ma citazione del libro a parte, io vorrei un attimo rivedere questa ennesima conferma che la gente ha il dio porco, perché io ti dico veramente, ti spiego cos'è il dio porco. Allora, il dio è la tua morale, ok? È la linea con la quale tu sei cresciuto e sulla quale tu ti stai dirigendo, no? La quale stai osservando per arrivare a quella meta che ti porta. Quello bene o male è il tuo dio, la tua religione, no? Quindi c'è un dio. Il porco, io ti assicuro che l'ho avuto, è quello che cerca sempre di ingozzarsi a discapito degli altri. Lui deve mangiare tutto, deve ingrassare, c'è proprio questa fame che lo rende cieco ed insensibile anche nei confronti dei propri simili. Insomma, voglio dire, anche casi di cannibalismo nei maiali sono cosa, non dico normalissima, però è una cosa, diciamo, che succede. E vedi, è una metafora che rispecchia la realtà. La gente ha il dio porco e questo è l'esempio. Se non l'hai capita, ritorna indietro e riascoltate. Non è una bestemmia, è la verità. E io te l'ho empiricamente dimostrata, sbattuta così sul piatto. Su qua, ma tocca mangiare i fonzi, se no in idea di male, tu capito? Come diceva Menuno, 4 di Menone è proprio suino. reccia. Di suino, sì. Porcello, sì. Me cave forte. Che sogno, Gentaglia, che sogno. In realtà non è proprio un sogno, opposto. Il sogno è la mia interpretazione. Perché prova a pensare, guarda, tutti questi piccioni, vedi i piccioni? Secondo te loro dicono, ah che bello, le montagne, la casetta rossa, il verde, gli alberelli, l'autunno, l'inverno. No, anzi, vivono in questa casualità, che è una battaglia continua per la sopravvivenza, no? In cui tutto è affidato al caso e non esiste il bello e il brutto. L'unico bello che secondo me può essere per loro è ciò che porta alla sopravvivenza, ossia il cibo, no? Essere riusciti a scamparla. Però noi andiamo oltre, noi singoli andiamo oltre. Noi riusciamo a vedere del bello in questo niente, cioè riusciamo a godere per niente, ti rendi conto? Sì, non per rumore dell'aereo, per carità di Dio, però per il fatto di essere così in bicicletta, in mezzo ai campi. E questo praticamente non ci dà nulla, però il cervello percepisce questa goduria, no? Non lo so, cos'è stato? Dove è nata sta roba? È stata un'abitudine? Cos'è? La percezione estetica, la cosa che ora mi provoca goduria. E forse a volte dobbiamo forse anche fermarci a un certo punto nel farci troppe domande, nel senso non dobbiamo riservare troppo tempo ed energia alle domande per avere più tempo, energia, più spazio per raccogliere i frutti, il risultato, ossia il semplice godimento di quest'attimo. Cosa c'è? Qualcuno che annusa la mia cucina? Buonissima, la mia cucina. Che tettone che la lascia. Si sono infiate le tettone. E guarda che pizza, altro che a pizza da Michele. Guarda, ti adesso te va su Google, no? Google Immagini, ti scrive pizzeria da Michele Napoli e dopo te guardi a pizza del Singano, guarda che mestieri. E dopo aspetta, tac, piantina del basilico, snasa. No e no. Allora vabbè, promemoria di censurare la faccia di Giacomo. Ma non sono per nulla felice che tu, cos'hai, 8 anni, ok? Hai le amiche che ti chiedono di andare a dormire assieme, cioè che andate a dormire assieme? No, nello stesso letto.
Vabbè, ma io ho dovuto aspettare tipo i 16 anni per fare ste robe, porco cane, cioè, oh! È un pigiama party in programma da un po'. Ai, mona porca troia, è prima mattina che 4 gaine che a mettersi sotto il camper guarda. Ai, mona. Ah, te iera, de Singano Life. È lampione de Singano Life. Trucchetto, so che è una roba falsa, ma quando devi far foto, tac, via. Via tutto ciò che i cavi da corrente, lampioni, tutto quello che non c'entra, soprattutto quando vai in montagna a fare quelle cose là. Ripeto, se è una roba falsa, però se vuoi farti una bella foto fine a se stessa, si fa così. Tutto il processo che ci sta sotto è relativamente lungo e complesso, anche se mi pareva di averlo già spiegato in un vecchio video. E comunque se prima mattina, quindi lo saltiamo. Stavo leggendo Così parlò Zarathustra di Nietzsche, però sai, a me tutti quei testi in chiave poetica e non chiara e razionale, almeno hanno bisogno dei loro momenti, diciamo, ecco, in questi giorni assolutamente no, così può essere tipo il Libro Rosso di Jung e via discorrendo. Pertanto ho optato per Krishnamurti, il quale parla, ne ha scritti un'infinità, diciamo, di libri che spesso più che libri sono diciamo dei prelievi dei suoi scritti, delle sue lettere e dei suoi discorsi che ha tenuto in pubblico. E parla del rapporto. No, non ho voglia di parlarti nel primo mattina. Tanto quando tu impari una cosa, che la senti, impari, vabbè, perché impari, te porto fuori strada, perché con impari entra in campo Lego, quindi tu ti allontani da chi ti dice impari, ti insegno, eccetera. Però vabbè, quando tu inciampi su una cosa, no? Ok? Che tu lo voglia o no, dai che usiamo anche questo esempio, la prossima volta non ci inciamperai più, perché qualsiasi, non lo so, però tante cose che tu fai nel cammino della tua vita, nel cammino di vostra vita, automaticamente ti entrano senza saperlo, vengono elaborate e riutilizzate nel futuro. Tutte queste informazioni, formule, apprendimenti di movimenti e via discorrendo. Forse un fiaccome a Pisa, sì, perché all'inizio magari ti fa da schifo, senza ricetta, e dopo, sempre senza ricetta, con l'esperienza, esatto, ecco, là, vedi, te viene una pissa con i controcoglioni. Ai maue, ai maue, ai maue, ai maue. Il cocale si è addormentato, ma poi si sveglierà. Ai maue, ai maue. La sveglia non ha puntato, ma comunque l'orologio biologico funzionerà. Ai maue, ai maue. Che traffico di prima mattina, vedi? Là in fondo, aspetta che ti zoomo e vedrai malissimo zoomando, vedi? Sono tutti i cormorani, ok? Non so se tu ce li hai dalle tue parti. Il cormorano, ok? È un oseo che pesca sott'acqua, fa la pesca subacquea, dopo si mette lì, non so se hai visti, vediamo se ce ne sono, asciugarsi le ali, no, adesso no, prima c'era uno che si asciugava le ali, vabbè, e capito? E guarda quanti, sì, c'è quello là, guarda, ce ne sono tantissimi di uccelli che pescano sott'acqua, che fanno la pesca subacquea, diciamo, non è che il cormorano, hai capito, dice, è quello che fa la pesca subacquea, no, tra i vari volatili che fanno la pesca subacquea e c'è il cormorano, di solito lui si mette da fermo, vedi, tipo, difatti è andato giù, vabbè, da lontano non riesci a capire, non è che fa così, vedi, e dopo si tuffa in acqua di velocità, no, se no fa scappare i pesci, lui si mette fermo, dopodiché quando l'acqua si è un attimo tranquillizzata, la situazione si è tranquillizzata, guarda quanti, porca miseria, si fa quel collo blup, e va sott'acqua e fa la manovra e va sott'acqua. E qui troverai i gabbiani che vanno a beccare laddove hanno appena effettuato la semina, detta, diciamo, in latino è la leicocai, che va a beccare dove chi ha appena seminato. E non sono neanche razzisti, vedi? Sono cormorani neri con l'airone bianco, no? Invece dovrebbero, cioè non per il colore della pelle, ma per la protezione della specie.
ovvero diciamo, l'animale non ha la razionalità che abbiamo noi, il potere di scegliere, di decidere e soprattutto anche di valutare il bene e il male, pertanto di avere una morale. No, l'animale segue degli istinti, l'istinto è la conservazione e il proseguimento della specie. Pertanto se solo uno fuori dalla tua specie o addirittura anche del tuo branco, della tua famiglia, no, arriva da te e interferisce diciamo con l'attività di caccia, andrebbe scacciato in malo modo. Questo diciamo secondo le leggi della natura, probabilmente sempre secondo le leggi della natura qua Magnarghi ne par tutti. Gli uccelli non sono come gli esseri umani avidi che devono prendere tutto loro, no? Un po', e pertanto vedi nessuno gira col Bugatti, la Lamborghini a fare quei video del cazzo che fanno ti ho visti su Instagram, e nessuno muore di fame. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Un cormorano e un airone sono più evoluti dagli esseri umani? Ma che strana sta roba. Caro diario, in un giorno di settembre mi venne in mente quando nella mia giovane e tenera età, tenera non tanto perché ero magro come un stecco, vedevo consumare le intere parti di tutte le giornate al lavoro o comunque in spostamenti che erano dettati e costruiti solo esclusivamente dal lavoro, no? Un po' come quando con estrema controvoglia dovevo andare dai clienti, no, a trovarli. E aspetta, questo è morto. Io mi ricordo, chissà se si sente perché c'è il vento, che guardavo sempre non con invidia, perlomeno non con invidia quella brutta, però veramente stupito tutta questa gente che mentre io stavo andando appunto al lavoro o da cliente o a fare commissioni per il lavoro, cose del genere, tutta sta gente che andava al centro commerciale o a fare la passeggiata col cane, ma gente giovani, maschi, donne, eccetera, eccetera. Io ora che sto provando questa cosa mi fa strano, no? Capisci? È bello, sai, seppur non sia disoccupato, abbia il mio lavoro e non me ne lamenti per nulla, però posso prendere e gestire le mie giornate e dire oggi vado con il cane a fare un giro in spiaggia, che è sempre stranissimo, nonostante siano passati ormai 6 anni, è stranissimo, 5 anni, perché prima lavoravo in autoscuola, è sempre stranissimo, ma il senso, o meglio il messaggio, o ancora più, insomma, avidamente, no? L'utilità di questo video, di questo messaggio è che, sai, a volte ci sono certe cose che sembrano lontane, che sembrano così estranee a noi, al nostro essere, ma anche, insomma, più banalmente, più semplicemente alla vita di tutti i giorni, che però, sai, magari pian piano, non dico con un cambiamento radicale, però appunto pian piano riesci a stravolgere. Perché io resto convinto, questo te l'ho detto fino ai primissimi video ancora tanti anni fa, che tutte queste rivoluzioni, questi grandi cambiamenti, che non è tanto andare viva in un camper, ma il mettersi in proprio e, capito, reinventarsi la vita, nascono con un'idea, quindi un'intenzione, un punto da ammirare, ecco l'arco, ok? E un po' di, diciamo, allenamento che sarebbe il muoversi pian piano, un po' alla volta, provando, riprovando, pian piano, senza chissà che aspettative, ecco, quella è anche una cosa estremamente importante, non aver mai aspettative. Tra il punto che indica la direzione e l'aspettativa ci sono mondi, altro che male. Oh, guarda, siamo in decesso, aspetta, cavolo, ci sarebbe anche il notebook. Da cosa ho installato? Questo riduttore di pressione, se vuoi ti do il link, sembra spasso ma non è, silicone verniciato, silicone stolico verniciato. E riduce dal 25 al 75%, ossia ti fa risparmiare dal 25 al 75% di acqua. Va messo nella base della doccia e poi collegato appunto su. Ho la nuova lampadina che mi sono montato ieri da lettura, vedi, te la giri come vuoi, perché qua mi metto a leggere i libri ogni tanto, guarda, col bottoncino, è simpatica, attento, guarda, aspetta, no, com'era, qua, è dimmerabile, dove è il bottone, tac,
tieni premuto a lungo e la abbassi oppure l'alzi. È carina. E sto vivendo molto serenamente il discorso della sopravvivenza lavorativa, perché giustamente insomma i consumi ce ne sono 8 ampere continui, ok, che per carità sono pochi rispetto a una volta che avevo il computer dell'MSI, però comunque sono 8 ampere continui, no? Grazie appunto alle 400 ampere di litio ho questo polmone enorme, grazie al generatore che è veramente una manna dal cielo. Ho sempre le batterie piene o anche al DC-DC, perché insomma carichi 54 carico io quando sono in corsa, cioè guadagno, ok? E poi insomma per me, io l'ho sempre detto, per quanto possa sembrare una cazzata, è stato importantissimo sto battery monitor, nel senso non mi fa guadagnare nulla, però mi dà la visione veramente reale, perché una volta magari ero a 12,7 di voltaggio delle AGM, avevo paura di scendere per rovinarle, magari insomma fermavo tutto, bloccavo tutto, quando in realtà potevo andare avanti ancora molto più tempo, hai capito? Quindi non le utilizzavo mai. Sì, sembra quasi che stia parlando di essere agli sgoccioli, ho 137 ampere, mi sono rimasti ancora, quindi sì, vedi io già adesso, avendo l'idea dei 400, e questo è un discorso un po' psicologico che avevamo già fatto in passato, se non erro, mi sento un po' con l'acqua alla gola, ok? In realtà cazzo sono 137 ampere, sono tantissimi, cioè non devo ricaricare o roba del genere, casomai sotto i 50 ampere. Caro diario, in quel giorno di dicembre fui invitato a casa di Alessia, da Alessia, okay. E la quale ha la tenera età di tipo 35 anni, una roba del genere, 37, quel che lei, mi disse che non poteva prestarmi le dovute attenzioni quando era ai fornelli con 3 pentole, ok? Quindi se così adesso, però a pensarti a quando avrà 70 anni. Tanta roba con 3 pentole, io che guardo 3 pentole, cioè capisci? A livello pro. Caro diario, la mia anima certo non fu presa in considerazione dalla metà dell'altra mela, però in compenso, no? In compensa ne ebbi questi involtini primavera, belli croccantosi, molto buoni, però vuol dire la prossima volta un fiappire cavolo cappuccio e un fiappire sal, però insomma. Anche ho l'amorosa cinese, vuol dire che ti sei ristretta alla cosa, perché no. Quindi urli con me su Pornhub. No, che tutte le volte che mi hai chiesto se ero cinese ho messo il prato. No, però caro diario, metti a fuoco l'opera d'arte. La pasta degli involtini l'aveva fatta Alessia quella volta, che era tipo un 1 dicembre 2022, quella volta lì. Un peccato che Alessia non capisca un cazzo, perché guarda, ti dico, non mi paga nessuno veramente, cioè viene proprio dal cuore, massima sincerità, però porca troia, ogni volta che mangio l'aglio mi sento un altro, cioè proprio mi cambia la vita, porca miseria. Adesso non dico mangiarlo tutti i giorni, ma ogni tanto fa bene, porca troia ragazzi. Se avete la compagna che non rompe i coglioni, provate. So happy when I'm not with you, but then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop